ripeto, compio 40 anni fra pochi mesi, qui il prossimo maggio, quindi non so quando arriva la categoria di giovani, ma mi sono sempre trovato bene insieme ai ragazzi, anche perché ho avuto la fortuna anche di fare l'animatore, ho fatto esperienze anche diverse insieme con loro e francamente ancora oggi, quando ho un po' di tempo libero, magari mi infilo in qualche bar, mi metto lì a sentire come la pensano, come parlano, mi piace un po' a mettermi a loro lunghezza d'onda, perché ho sempre paura di essere fuori mercato, fuori gioco, perché io mi ricordo quando anch'io, ovviamente, avendo fino a 40 anni, ho passato la vostra stessa età, ho avuto le vostre stesse preoccupazioni, le vostre stesse tensioni e non so se mi permetto darvi qualche consiglio sulla base della mia esperienza personale. La vita, io credo che, come dice il proverbio, il detto ancora latino, fortuna audentes iuvat, mi pare dica così o no, perché sto dimenticando i miei studi classici, che la fortuna aiuta gli audaci. Ecco, non esiste la fortuna dei giochi d'azzardo, quella non è fortuna, quella è una speculazione sulle debolezze delle persone di cui lucra lo Stato, e è una cosa gravissima. Io ho fatto delle battaglie forti anche contro quelle macchinette mangiasoldi che mettono in ginocchio le famiglie. Quella non è fortuna. La fortuna vera è la vostra capacità di reagire e di creare e di essere persone che non si lasciano condizionare, capaci di costruire, di essere veramente, come dice un altro detto latino, artefici del vostro futuro. Non aspettatevi qualcosa dagli altri, non aspettatevi che sia qualcun altro che venga a risolvere i vostri problemi. Voi dovete avere la grande convinzione che voi potete farcela e potete anche quindi creare un percorso anche lavorativo, perché io credo che oggigiorno se c'è una responsabilità da parte nostra, che dovremmo dare più spazio alla creatività. Io sono convinto che ci sono tanti giovani che vorrebbero fare anche impresa. Parlare quindi di politiche giovanili non significa parlare solo del tempo libero, significa parlare anche del lavoro, parlare anche degli spazi per la creatività dei giovani anche nell'ambito imprenditoriale. E vi assicuro che ho conosciuto dei ragazzi che hanno intrapreso iniziative imprenditoriali con una forte convinzione e stanno oggi gestendo imprese di grande successo.